raga, ciao a tutti del comandante veneziano, carriera con il Borussia Dortmund, Norimberga. Vai ragazzi, dobbiamo continuare la nostra marcia per cercare di portare a casa la Bundesliga, anche se è molto molto dura. Comunque l'obiettivo insomma è arrivare almeno in finale di Coppa di Germania e tentare di arrivare fino all'ultima giornata con le possibilità di vincere la Bundes. Gundogan per Royce, vai Marchetto Royce, vede Suarez di testa, Suarez recupera Norimberga. E in casa deve assolutamente fare i punti. Noi abbiamo perso parecchi punti in casa purtroppo. Ramirez. Vai Ramirez si invola. La butta in mezzo il ramo. Attenzione, non ci credo, miracolo del portiere. Aubameyang, gol! Silenzio dopo 7 minuti. Pierre-Emerick Aubameyang. 1-0. 1-0 per il Borussia Dortmund. La. Dai fioi, dai. Subotic. Recupera Norimberga. Ramirez, comunque Ramirez grande stagione, torna appena acquistato, si è ambientato subito. Poi con Lewandowski se ne avevano tutti di meno, è pazzesco. Baines la tira su, non ci credo. Vai Pierre! Tira! No! Pazzesco! Pazzesco ragazzi. La. Bruttissimo. Questo, brutto. Comunque ragazzi, Aubameyang scatenato e poi purtroppo Suarez è stato un po' lento e non è riuscito a ribatterla in gol. Bravo Piszczek, il Borussia sembra, forse ho trovato la quadratura, l'alchimia giusta, dai fioi. Occhio. Vai Royce, Marchetto Royce per Suarez la sua Bender, vai Bender la dà ancora Royce, vai Royce, bravissimo Royce, di testa al volo, ma non ci credo ancora il portierone, ma stiamo giocando da Dio finalmente. Ramirez, calcio d'angolo. Finalmente il Borussia sta giocando un buon calcio, Royce, di testa. Ancora angolo, Royce. Vai Pennella, la di testa, ma non ci arriva. Dominio, non possiamo non vincerla questa, fioi. Ramirez di testa, peccato, forse dovevo stopparla, vabbè. Però ragazzi, calcio bailado a Dortmund. Mamma mia, che bene che stiamo giocando, soprattutto che mai sta giocando Norimberga, Norimberga inesistente, comunque adesso non mi ricordo com'è in classifica, ma sicuramente non l'hai messa benissimo. Gundogan, adesso vedi prima. No, che cagata di proporzioni obese. La. Vai Suarez di tacco, bellissima, invece no. Grande Gundo, il Gundo va. E Ramirez ancora, ragazzi, Ramirez è un muro, Ramirez è una cosa schifosa, guarda quanto è forte. Che acquisto ragazzi, che acquisto. E che purtroppo ha perso tanti punti con le piccole, tanti pareggi del cazzo. Ed ero anche in vantaggio oltretutto. Ecco solita cagatissima come indiana, il primo tiro, rigore. Mamma che culo. Cazzus. Occhio Fradeo. Vai, buttala su. Suarez. Vai Suarez. Finisce il primo tempo 1-0, ma stiamo giocando un calcio scintillante, spumeggiante, indescrivibile.
La 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 la, siamo venuti fin qua per vedere dominare il Kumenda. La 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 la. Adesso Norimberga ha preso un po' le distanze, ha preso un po' le misure, scusate. Guarda Ramirez, ragazzi, gattusino, fioi, gattusino nero, fioi. Suarez. Bravissimo per il Gundo. E il Gundo si invola. E il Gundo si invola. Calcio d'angolo. Corner, corner, corner. Gundo. Comunque ragazzi, per NBA sto ancora aspettando di sistemare. Io vorrei fare la carriera. Purtroppo. Cioè sto bug di cominciare da capo sinceramente no. No, molta voglia. Adesso riprendo con l'associazione. E che veramente ragazzi in questo periodo ho poco tempo perché col lavoro sono preso al massimo, sapete ragazzi voglio sistemarmi bene con il lavoro perché di questi tempi è la cosa più importante purtroppo se vuoi crearti un futuro importante in questa società di merda. Occhio. Bravo, bravi. No, grande. Però ragazzi, Gundo, Ramirez, che coppia centrocampo. Baines, fermato bene. Noi purtroppo quando cioè, sprechiamo gol e poi magari rischiamo di arrivare agli ultimi minuti solo 1-0. E ho pareggiato un sacco di partite così. Bravo portierone. Royce. Ottimo. Minchia. Suarez. No. Ma porca trota. Dai Royce, chiudiamola. Mamma che casino ragazzi, momenti di panico. Mettiamo ultra difensiva e chi se ne fotte. Fallo e va a cagare. Proteste cumendiane ragazzi, proteste cumendiane. Tic. Vai Pierre-Emerick. Per Royce, Norimberga ragazzi è veramente allo sbando, potevo aspettare, purtroppo sono un po' precipitoso, ma mi piace giocare così, in maniera un po' frenetica. Sono ancora fermo ai vecchi FIFA io. Royce. Buona parata del portiere. Dai che sbaglia. Rinvio un po' di merda. Vai Ramirez. Comunque Ramirez, Gundogan, mamma mia. Prossimo anno vorrei prendere magari un difensore. Se ce la faccio, un difensore proprio centrale mostruoso. Un Tiagone Silva magari, cazzo. Se penso che era nostro Thiago Silva mi viene da piangere, mamma mia. Grande Royce. Pierre-Emerick. Dai, buttiamola su, l'importante è non devono attaccare loro, cazzo. Cazzo, fermalo. Dai che anche l'1-0 va bene, l'1-0 beffardo. Di testa, niente, non la prende. E finisce. Ragazzi, Derbone, Borussia Schalke, partita fondamentale. Allora, Wolfsburg e Borussia e Bayern Monaco sono primi. Sono primi a 54 punti, noi 49 al terzo posto, quindi il campionato comunque è riaperto. Però questo c'è l'derby da vincere. Nella conferenza stampa ho parlato malissimo dello Schalke. Grande. E domani ragazzi seconda gara di Ski Challenge e si gode. Fuori gioco di Suarez. Diluvio incredibile ragazzi, diluvio incredibile a Dortmund. Grandi, vai Suarez. Vai Mike Tyson Suarez per Pierre-Emerick.
Emerick scatenato, c'è l'Eurogol di Emerick, ancora il 7° minuto come prima. Pazzesco, pazzesco, nella stessa porta, nello stesso angolo, nello stesso minuto. Il calcio è strano, Beppe, il calcio è strano. E comunque la previsione di Milan-Roma, non voglio sparare cazzate, ma mi sembra che avevo sparato il 2-2 e è proprio venuto fuori 2-2. Quindi il Koumenda non è proprio così rincoglionito. Vai Fio, è incredibile, al 7° minuto 2 gol uguali di Pierre-Emerick Aubameyang. E ci abbiamo atteso nel derby della Ruhr, mi pare, mi sono voluto cagate, ma mi sembra così, insomma. Ok. Vai, scusate, metto un attimo di interruzione pubblicitaria. Vai, attenzione. Qualcuno sta male, forse il Subo? Forse il Subo? Voglio il Durbi, no. Boateng. Lasciate in tribuna, ragazzi, che si sta masturbando. Vai, attenzione ragazzi, contropiede scandalosamente scandaloso. Aubameyang. Ho sbagliato, son coglione. Calma, relax. Rinvio di Hildebrand. Vedi, purtroppo mi perdo su queste stronzate. Boateng, Kevin Prince. Madonna, che Borussia, però veramente siamo nel momento migliore della stagione, cazzo. Suarez, nel momento proprio giusto, Suarez. Corriamo il triplo degli avversari, Fio, è così, Fio, è ufficiale. La cosa è abbastanza ufficiale. Ocho. Clemens. Piszczek. Bella, lunga, recupera Tim Hildebrand. Largo, pista, arriva la capolista. Dovevamo assolutamente vincere, cazzo, voglio il derby, voglio il derbone. Grandissimo per Suarez. Hildebrand c'è. Mamma che Dortmund. Ancora Hildebrand. Noi poi nei primi tempi, mamma mia come dominiamo. Mamma che dominio. Ah, Dio santo. Il grande Pierre-Emerick, ragazzi, incredibile. Mister 7° minuto. Diluvio comunque a Dortmund. Comunque ecco, sono in trattativa per rinnovare il contratto di Gundo. Attenzione al Bo, la squadra comunque gira bene, non posso fare turnover o cose, una squadra in questo momento sta giocando veramente bene. Ramirez, ma ragazzi, Giampaolone Ramirez, grandissimo. Tutto di prima come piace il Koumendone, perché a me piace il gioco di prima purtroppo, ragazzi. Ho ricevuto tanti consigli, però io sono figlio di un FIFA un po' meno recente, nel senso di FIFA 08, 09, dove di prima dominavi. Attenzione a Jones. Piszczek. Perfetta, ragazzi, azione strepitosa. Aubameyang, Pierre-Emerick. Ramirez, mamma mia, calcio bailato anche nel derby. Dopo il primo gol però, è incredibile. Dai che sbaglia, invece no. Fine primo tempo a Dortmund, 1-0. Royce. Ma va a cagare. Dai, qua c'era l'Eurogol, Fioi. L'Eurogol di Royce. Bello, proprio le punizioni non sono mai state il mio forte.
Occhio. Ecco, una nazione così è sempre pericolosa. Bravo, no, contro il rimpallo. Grande Subo. Devo fare il secondo proprio perché comunque lo Schalke è una buona squadra. Bravissimi ancora. Suarez. Suarez vede Pierre. Vai Aubameyang. Adesso lo Schalke tenta il tutto per tutto. Ma Gundogan, ragazzi. Gundo Ramirez. Vai Suarez, roba nostra. E Suarez in maniera incredibile. Suarez. Dopo tira una ciofeca devastante. Ah, Dio mio. Sempre sarebbe bello vincere tutte e due 1-0, così anche la difesa tornano a prendere gol. Ci tengo tanto per la difesa super forte. Occhio, Jones. Ed è ancora roba. No, ste cagate, Clemens. Occhio. Grande, Weidfeller, o come cazzo si dice, non mi viene proprio. Sì che lo sento 1 milione di volte, visto che guardo spesso la Bundes. Ramirez. No! Royce. Fuori gioco, offside. Ocius. Bravi. No, Farfano, c'ha fare anche a Fan. Gol. Mamma mia, il puttaniere del Boa. Piszczek. Buttiamola su e vaffanculo. 73esimo, dai che lo dobbiamo vincere sto derby, lo abbiamo da vincerlo assolutamente. Guarda che diluvio. Suarez inventa per il Gundo. Comunque Suarez è vero che non sta segnando tantissimo, però fa un gioco veloce, porta via l'uomo, fa tanti assist, è un giocatore indispensabile. Guarda, me lo godo tantissimo, sono soddisfatto della campagna acquisti. Royce, Suarez, bellissimo cross e appunto no! Non ci voglio credere. Che sfiga, oh. Vai Gundo. Pierre-Emerick. E Gundogan se ne va. Il Gundo se ne va. Rigore? Cos'è? Ah, fallo, ok. Di testa! E ancora calcio d'angolo, mancano 5 minuti, ragazzi. Buona parata a Hildebrand. 1-0 e dopo boh. Che strana stagione, ragazzi. Stagione stranissima. La 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 la. Merda. Grandissimus. Attenzione, brutto infortunio, bruttissimo. No, Gondo. No, il Gundo si è rotto di brutto. No, il Gundo si è spappolato. Si è spappolato il Gundo, no. Uno dei giocatori più forti. Nicolino Savino. 1-0, grande vittoria nel derby, ma all'ultimo secondo brutto affare. Ah, però che sfiga.
Vediamo la classifica. Cazzo, il Forsberg è per una partita in meno. Siamo là. Comunque dai, stavo consolidando il terzo posto. Vediamo l'ufficio. Oddio. 3 mesi strappo al polpaccio. Raga, un saluto dal Cumendone, incazzato veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.